L'estate è un momento di pausa per gli studenti, per gli uffici è un momento di lavoro anche perché c'è da programmare l'anno scolastico che parte a settembre, sono tanti edifici, tutti da mantenere, quindi da vedere cosa c'è da sistemare e poi ci sono anche i cantieri nuovi in arrivo, tanti sono quelli ereditati dalla scorsa amministrazione con il PNRR, nello specifico ce ne sono 3 in partenza, 2 sono già partiti, San Lazzaro e Piarda, con tutto quello che ne consegue anche per i bambini che sono attualmente presenti, che sono dovuti essere spostati, insomma un'estate di programmazione e lavori pronti per l'anno educativo scolastico a settembre. Novità tra gli interventi programmati quello di riqualificazione energetica della scuola d'infanzia Lattes, uno degli edifici pubblici comunali più carenti dal punto di vista degli impianti tecnici, che grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Veneto di oltre 850.000 euro consentirà allo stabile di guadagnare il riconoscimento di ben 8 classi energetiche, dalla F alla A4. Lo sforzo degli uffici tecnici comunali è stato premiato, consentendo l'accesso ai fondi regionali che, integrati di quelli comunali dell'importo di oltre 300.000 euro, consentirà di avviare a breve i lavori per concluderli nell'arco di 2 anni, un periodo di tempo in cui l'attività didattica sarà riorganizzata per consentire la realizzazione della lunga lista di interventi che comporterà alla fine il risparmio del 90% dell'energia finora impiegata. Si è partito da ridurre le dispersioni dell'edificio verso l'esterno mediante l'isolamento termico dell'involucro, dal cappotto all'isolamento in copertura, per poi arrivare alla sostituzione di tutti i serramenti con nuovi infissi in PVC a maggiore risparmio energetico, che garantiranno anche un migliore clima acustico, e in secondo luogo, ma non meno importante, la sostituzione della centrale termica esistente, che è alimentata a gasolio con la necessità di noleggio di un serbatoio esterno, con nuovo impianto VRV a pompa di calore, quindi ad alimentazione elettrica. Questo impianto è aiutato dal fotovoltaico che verrà installato in copertura con una potenza non indifferente di 16 kW